Bentornati e bentrovati a Storia. Comincia una nuova settimana nel desiderio di comprendere di più la storia dell'Occidente e quindi anche la nostra storia. E la settimana non poteva cominciare nel migliore dei modi, perché il primo poeta che in qualche modo incontriamo all'interno di questa vasta trattazione che stiamo facendo della lirica greca, della lirica antica, che ci ha portato a conoscere bene i Giambi, e adesso siamo all'elegia, il primo poeta, vi dicevo, che stiamo per affrontare e incontrare Tirteo. Tirteo è uno spartano, proviene da Sparta, dal Peloponneso. Di lui abbiamo un'attestazione sicura nel 640 a.C., quindi abbiamo una datazione concreta, corretta. E Tirteo è il poeta più grande che gli Spartani abbiano mai avuto, al punto tale che gli ateniesi cercavano in qualche modo di sottrarlo anche a livello di immagine a quello che era la grande forza e potenza degli Spartani. Ma gli Spartani non si arresero e Tirteo rimane e passa alla storia come il più grande poeta che gli Spartani abbiano mai avuto nell'antichità. Che cosa faceva Tirteo? Tirteo cercava di animare il popolo a un nuovo tipo di arete. L'arete era la virtù, era il coraggio, e se nel mondo greco l'arete, nel mondo greco antico, quello di Omero, l'arete, la virtù, il coraggio era un'arete, una virtù, un coraggio individuale, la ricerca di qualcosa di individuale da mettere al centro dell'attenzione, la ricerca di una fama, di un onore, abbiamo già visto con il Giambo che questa civiltà è tramontata, quindi non si cerca più la gloria, la fama e l'onore, ma si cerca qualcos'altro. Ebbene, gli elegiaci ci dicono che, Tirteo ci dice che quello che l'uomo deve cercare è il bene comune. C'è qualcosa di più importante della propria affermazione individuale, è l'affermazione di noi insieme come popolo. Come nasca questa concezione? Molto semplice: nel mondo spartano si va via via diffondendo un nuovo tipo di organizzazione militare, la falange oplitica, gli opliti che combattono una a fianco all'altro e diventano quasi come una testuggine invincibile proprio nella misura in cui è compatta, proprio nella misura in cui ciascuno non pensa a sé ma pensa al corpo costante, al corpo complessivo che la falange rappresenta. Ecco che allora Tirteo prova a fare questo lavoro interessantissimo di affermare come questo principio militare, il principio militare della falange oplita che rendeva gli Spartani altamente invincibili, fosse anche un principio etico, cioè l'uomo non deve pensare solo a se stesso, non deve pensare all'affermazione di sé, come diceva Omero, non deve pensare alla propria fama, al proprio onore, ma deve pensare al bene della città. È la nascita di un'etica pubblica quella che cui siamo di fronte. Gli elegiaci sono proprio poeti che fondano profondamente un'etica pubblica, un'etica comune, qualcosa da cui partire per costruire una società diversa, una società migliore rispetto a quella che era rappresentata dall'ideale omerico. In che cosa consiste questa società? Lo racconteremo qui, lo racconteremo sempre a storie, sempre raccontandovi di Tirteo.